Prendere una contromisura per prudenza, non sarà per sempre, speriamo, ma si deve fare. A mio avviso è giusto. Come mai? Perché comunque io sono favorevole al Green Pass. Questo discorso dei manifestanti si è avuto perché lo Stato non ha avuto il coraggio di dare una obbligatorietà al vaccino. Ci sono i negozianti che si lamentano che vengono, non lavorano, però anche proibire una dimostrazione. È vero che sta andando un po' troppo, ma siamo tutti esasperati. Io penso che sia una decisione giusta perché si è visto, ad esempio anche a Trieste, stanno aumentando i contagi dove si creano tanti assembramenti. La libera scelta di pensiero è giusto che sia di tutti quanti, però bisogna cercare di venirne fuori e è giusto manifestare, secondo me, in modo pacifico, non aggressivo e magari diciamo sì, tutti questi cortei che vengono fatti dei no Green Pass, queste manifestazioni magari possono creare disagio. Penso che sia giusto perché fine settimana tante attività sono aperte, perché c'è la gente che non lavora, va a fare shopping per fare acquisti, poi arrivo io che tutta la settimana lavoro e vado a rompere le scatole e chi poi deve lavorare. Penso che hanno diritto di farlo, sebbene sia crei un po' di disagio per commercianti, per chi vuole venire a farsi un giro in tranquillità, però sono cose che vanno accettate, c'è un po' una guerra in atto e bisogna accettarlo.